programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Nuova puntata di Cronache Trevigiane che comincia da questa piazza. Siamo a Vedelago. Il motivo? Perché da qui il 2 ottobre partirà la prima maratona della Castellana, già 24esima edizione della maratona di Vedelago. Di questo parleremo nel corso della puntata di Cronache Trevigiane, ma non perdetevi novità. Andremo a scoprire Ais Veneto cosa ci propone nel loro servizio, quali vini quindi ci farà degustare, ovviamente con gli occhi. Poi compleanno della Casatella Trevigiana DOP, ma anche un servizio che vi parlerà della nuova sede di Unindustria Treviso, inaugurata nel corso, anzi al termine della ormai famosa camminata del silenzio fatta dagli industriali trevigiani. A tra poco. Taglio del nastro per la nuova sede di Unindustria Treviso, situata presso il centro Appiani in Piazza delle Istituzioni. La nuova struttura è stata inaugurata nel corso dell'ultima assemblea degli industriali trevigiani e ha potuto contare sulla presenza di un ospite d'onore, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Un risultato importante per tutti gli associati che possono coronare un sogno a lungo accarezzato. Grande soddisfazione soprattutto per il presidente di Unindustria Treviso, Alessandro Vardanega. La costruzione di un nuovo edificio o, come dicevano gli antichi, di una fabbrica è prima di tutto un messaggio di speranza sul futuro. Questo è un grande investimento che è il risultato di 50 anni di impegno associativo. È un obiettivo che stiamo perseguendo come associazione, abbiamo perseguito impegnandoci in tanti anni. Fate conto che ci siamo impegnati sulla sede sin dagli anni '80 e oggi si concretizza con questa inaugurazione, con questa bella inaugurazione. La storica sede di Palazzo Giacomelli manterrà il suo ruolo di rappresentanza e sarà aperta alla comunità trevigiana per attività di carattere sociale e culturale. La nuova sede, invece, interpreterà diverse funzioni, come ci spiega il direttore Milan. Si tratta di una struttura che è sviluppata su poco meno di 7.000 metri quadri, all'interno della quale noi concentreremo tutte quelle attività operative che oggi erano disperse su 3 sedi diverse, Piazza Sant'Andrea, Lancenigo e Palazzo Giacomelli, che ovviamente determinavano disservizi, disfunzioni anche rispetto agli associati e alle attività dell'associazione. Cambiare casa è sempre un gesto ricco di significato. In questo caso la nuova sede vuole essere una scelta proiettata verso il futuro. Abbiamo considerato questo investimento, questa nuova sede, al di là che è una struttura importante per il nostro lavoro, per il servizio verso gli imprenditori, anche come un messaggio di positività rivolto al futuro, rivolto alle nuove generazioni, e in questa direzione tenderemo a valorizzare questa scelta importante. Il risultato della nuova sede è anche un'iniezione di fiducia e di speranza in un momento difficile. Il presidente Vardanega dà voce in questo modo agli auspici degli imprenditori della marca che dopo questo importante traguardo possono guardare positivamente alle sfide del futuro. Una sede che è non solo un luogo di lavoro, ma è soprattutto una concentrazione di competenze, di conoscenze, di servizi, di contatti che sono a disposizione di una grande struttura produttiva fondata su migliaia di piccole imprese che lì possono trovare la soluzione alle proprie esigenze di riposizionamento competitivo per affrontare le sfide che stanno davanti a noi. Z Group è un'impresa trevigiana che opera da più di 10 anni nel campo della comunicazione e dell'audiovisivo. Le sue troupe girano il mondo per conto di marchi prestigiosi, raccontando storie di uomini e di aziende. Z Group e le sue divisioni sono impegnate nella creazione di video per usi industriali, didattico, documentaristico e promozionale, spot pubblicitari e prodotti video per la TV, il web e il mobile.
La creatività e la professionalità di Z Group, applicata alla realizzazione di campagne promozionali, è al servizio di clienti pubblici o privati, anche attraverso lo svolgimento di attività di ufficio stampa. Rientriamo in questo studio ideale per parlarvi allora di questa novità, la Maratona della Castellana, che ha le sue radici nella 24esima Maratona di Vedelago. Siamo con il presidente del gruppo Atletica Vedelago, Mario Righetto. Allora, presidente, grande orgoglio, grande senso di appartenenza per questo territorio che da sempre è legato alla maratona. Vogliamo portare con la maratona, con una manifestazione così importante, il nostro contributo per quanto riguarda lo sviluppo e quella che è l'attività, la messa in evidenza del nostro territorio. Una maratona che passerà, anzi partirà dal comune di Vedelago, poi toccherà i comuni di Altivole, di Castelfranco, di Riese, di Resana, quindi 5 comuni che tutti hanno un territorio poi da raccontare. Volevamo proprio mettere in evidenza il nostro territorio ricchissimo di storia, di qualità e di prodotti, in modo da poter portare appunto il nostro contributo. C'è già una data, immagino, no, per questa maratona? Sicuramente il 2 ottobre, per quest'anno è solo nazionale, ma vogliamo assolutamente farla internazionale già dal prossimo anno. Quindi grande impegno. Tra poco, Presidente, parleremo anche di altro, cioè di quanti volontari ci vogliono per organizzare una maratona. Resti con noi, ci guardiamo questi servizi di cronache trevigiane che parlano sempre di territorio e poi di nuovo da questo studio ideale. A tra poco. Credito Trevigiano ha organizzato la 10ª edizione del premio I piedi nel locale, la testa nel globale, concorso aperto alle classi superiori degli istituti del Trevigiano. Tema di questa edizione, scusi ma io non mi sento italiano. Un argomento ovviamente dedicato al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Gli studenti si sono sfidati a colpi di video, computer grafica, interviste e inchieste che hanno raccontato l'attualità e ripercorso la storia del nostro paese. Sentiamo il presidente di Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. Stiamo, non direi spendendo, stiamo investendo moltissimo nei giovani, soprattutto per portarli vicino alle nostre realtà, quindi soprattutto per la loro importanza che deve avere lo studio, l'avvicinamento al posto di lavoro, al mondo del lavoro, e quindi il nostro è un lavorare continuo, la nostra attenzione è per loro e con loro, in un momento in cui l'economia italiana sta segnando il passo. Ecco, loro sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Noi crediamo moltissimo nei giovani, stiamo facendo e intervenendo anche per avvicinarli nel mondo della politica, nel mondo della politica economica e quindi del credito cooperativo attraverso anche le cooperative scolastiche. Anche il comune di Castelfranco ha partecipato all'evento. A rappresentarlo c'era il consigliere con delega alla scuola Oscar Trentin. Non è solo importante, è indispensabile. Perché attraverso questa sinergia, come ho già avuto modo di dire, passa le potenzialità del territorio, questo modello di darsi da fare che abbiamo noi veneti. Il fatto di mettere le istituzioni di vario livello, di vario grado in sinergia con cooperative, con il credito, con tutto il mondo del credito, soprattutto con quello del credito trevigiano in questo caso, hanno dato sicuramente un impulso. Noi vediamo attraverso questo tipo di strategia le potenzialità per uscire anche da questa fase di crisi. Credito Trevigiano ha da sempre un occhio di riguardo per i giovani del nostro territorio, anche nei prodotti bancari. Il direttore di Credito Trevigiano, Umberto Longo, ci parla proprio di questo aspetto. I prodotti sono dei prodotti dedicati alle esigenze dei giovani, quindi orbitano molto nel mondo del web, dell'internet banking, quindi con carte di credito prepagate che danno ampia possibilità di effettuare pagamenti direttamente online. Un conto è quindi uno strumento di pagamento completamente gratuito, anzi che della gratuità fa il suo dogma, perché è associato a una serie di prodotti trasversali, tutti la cui caratteristica è appunto la gratuità. Tornando al premio, a trionfare sono stati i ragazzi della classe 4A A Mercurio dell'Istituto Tecnico Martini di Castelfranco Veneto. Sentiamoli ai nostri microfoni proprio sul tema del sentimento nazionale. Dopo il nostro lavoro sicuramente ci siamo sentiti più italiani, perché abbiamo scoperto nuove questioni sull'Italia che magari prima ignoravamo, anche la mafia, quando abbiamo fatto la mafia, oppure i rifiuti. Quello è un problema sì del sud, ma è
ma riguarda noi direttamente, quindi dobbiamo impegnarci a risolvere i problemi tutti insieme e quindi dobbiamo sentirci uniti per forza. Rientriamo in questo studio ideale, come detto, dedicato alla prima maratona della Castellana, il 2 ottobre l'appuntamento. Siamo con Fabio Ceccato, assessore allo sport del comune di Vedelago. Salve assessore, allora il messaggio che vuole dare questo territorio: da Vedelago partirà la maratona, a Vedelago arriverà la maratona. Sì, il messaggio è proprio quello di usare la maratona o comunque questo grande evento che coinvolgerà un sacco di persone tra volontari e addetti ai lavori e comunque l'indotto che comunque porterà a questo tipo di maratona, e il messaggio è quello di promuovere l'attività sportiva soprattutto nei giovani, quindi usare la maratona, evento nazionale, per promuovere l'attività giovanile e anche dei non più giovani, comunque quelle persone che hanno voglia di muoversi e che sono intorno al mondo dello sport. Ecco, Vedelago perché? Il gruppo Atletica Vedelago ha un'esperienza ultra trentennale, no, nel mondo dell'atletica. Sì, è dall'88 che Vedelago, il gruppo Atletica Vedelago si propone per organizzare grandi eventi come la Maratona di Vedelago prima e poi collaborando con la Sindustria Sport Padova con la Maratona del Santo. Quindi Vedelago ha già una storicità e un'esperienza in questo campo, e un grazie particolare appunto a questo gruppo sportivo. Grande attenzione ovviamente anche ai più piccoli, ai giovani che vogliono fare sport. Infatti questo gruppo vanta addirittura 140-150 iscritti, e questo deve essere merito al gruppo, deve essere dato merito anche al fatto che organizzando grossi eventi riescono appunto a promuovere la maratona e a trovare anche gli sforzi e le necessarie risorse per portare avanti attività giovanile. Noi assessore ci fermiamo qui, tra poco parleremo anche di altri argomenti relativi a questa maratona, ma intanto rispettiamo questa pausa, tra poco.